Si è disputato il Gran Premio del Qatar, prima prova del Mondiale 2012 di motociclismo. Lo spagnolo Jorge Lorenzo su Yamaha ha vinto nella MotoGP, mentre secondo si è classificato il connazionale Dani Pedrosa con l'Honda. L'altra Honda affidata all'australiano Casey Stoner è giunta terza. Prestazione disastrosa della Ducati, la rossa di Borgo Panigale, guidata dall'americano Nicky Hayden, si è classificata sesta, mentre Valentino Rossi è arrivato solo decimo. Nella Moto2 l'iberico Marc Marquez con Sutter ha vinto, superando nel finale Andrea Iannone con la Speedwhip. Terza piazza per Paul Espargaró con la Kalex. La prima competizione della storia della Moto3 ha visto l'affermazione dello spagnolo Maverick Vinales, FTR Honda, ma il vero protagonista è stato il sedicenne Romano Fenati con la FTR Honda del Team Italia, giunto secondo. Il pilota ascolano, che è campione europeo in carica, ha conquistato così alla prima uscita 20 punti. Nel weekend pasquale la caravana del trial internazionale si è ritrovata a Varallo Sesia, in provincia di Vercelli, per la prima pro gara del campionato europeo. Fruttuosa partecipazione del gruppo della maglia azzurra Junior Trial. Il sabato si è disputata la gara dei giovanissimi, dai 12 ai 16 anni della categoria Youth. Nella mini campionato a tre prove, il pilota azzurro Gabriele Giarba ha terminato al quarto posto. Nella giornata di domenica, nella 125, risultato positivo per Francesco Cabrini, che è giunto secondo. Il prossimo appuntamento con la maglia azzurra Junior Trial sarà la prima prova del mondiale, che si disputerà in Francia nell'ultimo weekend di aprile. I conti del MotoGP, che ha esordito domenica 8 aprile col Gran Premio del Qatar, faticano a tornare. Dal 2006 al 2012 le scuderie partecipanti hanno perso in media il 30% di ricavi, con una contestuale contrazione dei costi non sufficienti a garantirne l'equilibrio economico. L'analisi è emersa dall'ottava puntata della video rubrica settimanale L'opinione in 3 minuti, in streaming su stasap.com. Dal 2006, con l'uscita di scena delle aziende del tabacco e poi la crisi del mercato sponsorizzato, sono diminuite in modo significativo le entrate dei team. I piloti della MotoGP hanno dovuto accettare contratti con un ingaggio fisso più basso rispetto al passato e un'importante quota legata agli introiti da sponsorizzazione. La situazione è al centro dei colloqui fra l'organizzatore Dorna, che intende tagliare i costi dei team ufficiali per oltre il 60%, e le grandi case motocicliste. Si è quindi di fronte ad un cambiamento strategico. Sul fronte del seguito, poi, degli appassionati, il motomondiale si conferma uno degli eventi più amati da parte degli sportivi italiani. Conta oltre 25 milioni di persone interessate. Questo dato emerge da una ricerca sponsor value di Stasap e Ipsos, con una crescita del 15% rispetto al 2001, che ne fanno uno degli eventi più in espansione nell'ultimo decennio. La seconda edizione del Terre di Canossa International Classic Car Challenge si svolge dal 12 al 15 aprile 2012. La manifestazione, organizzata dalla scuderia tricolore di Reggio Emilia, è una gara di regolarità classica internazionale con 70 prove a cronometro lungo un percorso di poco meno di 600 km in 3 giorni, adatti anche alle auto anteguerra. È un viaggio straordinario lungo le millenarie strade di Matilde di Canossa, un viaggio che dal grande fiume Po conduce fino al mare attraverso paesaggi meravigliosi, città d'arte fra cui Reggio Emilia e Parma, antichi castelli, dolci pendii e verti colline incontaminate, passi di montagna e incantevoli borghi, fino ad arrivare al mare della Versiglia delle Cinque Terre, luogo riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. La seconda prova della Yamaha R6 Cup 2012, svolta l'8 aprile 2012, il giorno di Pasqua, è stata fortemente condizionata dal meteo. Sul circuito Ferrari di Imola, la gara delle 600 4 cilindri di Ivata si è corsa infatti per tutta la sua durata sotto l'acqua battente. Ha trionfato Miti Amili, pilota triestino di 36 anni, mentre la seconda piazza è stata conquistata dal parmense Andrea Manici. Terzo sul traguardo è giunto il giovanissimo pilota dell'Aprilia Manuel D'Andrea. Il leader della classifica, Leonardo Bigliotti, nonostante una caduta, è stato protagonista di una grande rimonta, giungendo quarto sulla linea di arrivo davanti a Simone Pellegrini, il giovanissimo vincitore della R125
Cup 2011. La classifica: dopo il secondo round, Bigliotti conduce la graduatoria con 40 punti, davanti a Manici con 33 e terzo è Emili con 32. Il prossimo appuntamento, il terzo stagionale della R6 Cup, sarà a Monza il 29 aprile prossimo.